comunicazione quindi deve portare a consolidare la fiducia e della partecipazione attiva in termini di salute. Questo è uno dei punti fondamentali. Ma anche la comunicazione e comunicare salute vuol dire informare coerentemente e chiaramente proprio in termini di salute, perché questo si va a riverberare in un rapporto di coerenza, ma soprattutto di fiducia, ma non solo con il cittadino, ma anche con le altre istituzioni in termini di salute e quindi anche all'interno del sistema sanitario nazionale. È chiaro che comunicare salute, quando si va a fare, era questa una delle foto che erano presenti nel corso fatto dal Ministero con la Financiera sulla comunicazione e che fa parte del materiale che didatticamente viene presentato ai ragazzi del quinto anno e adesso anche del terzo, perché c'è stato lo sdoppiamento dell'insegnamento dell'etica della deontologia in corso di studi, dove si dice che preliminare l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. L'ascolto è fondamentale, ma attenzione, non è soltanto ascolto, perché nell'ambito della comunicazione esistono tutta una serie di altri problemi, ma allo stesso tempo di altri atteggiamenti che sono atteggiamenti virtuosi, che portano a consolidare quello che è il rapporto che diventa relazione attraverso la comunicazione tra medico e paziente, che è una comunicazione di tipo dialogica, cioè una comunicazione compresa e che mira alla fiducia scambievole tra medico-paziente, ma anche nell'ambito della visione anche filosofica e collegiale nel triangolo anche con la società e quindi con chi sta vicino al paziente stesso.